Senatore, Roberto Rosso, sempre sul super bonus, che abbiamo altre curiosità. Quindi, entrando proprio sempre più nello specifico, cosa significa lo stop di sconto? Quindi proprio, anche se abbiamo già accennato, in fattura e Eh, cessione del credito. Lo stop alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura apre, diciamo, un problema per tantissimi, diciamo, miliardi bloccati, con migliaia di imprese a rischio. Faccio un solo esempio: sono 5.000 le aziende interessate soltanto in Veneto, la mia regione. Quindi che cosa ne pensa e che cosa proponete? allora, la questione è duplice. Crediti cosiddetti incagliati, cioè il passato, sembra che gli ultimi dati del governo 19 miliardi. Cosa vuol dire? I privati hanno fatto i lavori, hanno ceduto il credito con questo strumento che è lo sconto in fattura alle imprese, le imprese hanno tentato di vendere le banche non hanno più comprato. Quindi le imprese si trovano in pancia nel loro cassetto fiscale miliardi, 19 miliardi in totale. Però devono pagare gli stipendi a chi ha fatto i lavori, devono pagare il subappalto agli artigiani, devono pagare il materiale e non li hanno un bel credito enorme, possono per anni e anni e anni non pagare le tasse, ma loro hanno bisogno di soldi Adesso. subito. Sì, sì. Adesso, su questo, grazie anche alle denunce, alle pressioni fatte da Forza Italia in questi ultimi giorni, ha aperto un tavolo proprio questa settimana il governo con le associazioni e si sta andando verso quello che si chiama il metodo F24. In buona sostanza le banche incassano tramite l'F24 tasse da tutti noi, imprese, privati, eccetera, e li girano allo Stato. Non girerebbero allo Stato la quota che loro devono, come dire, dedurre perché hanno comprato crediti. Questo vorrebbe dire risolvere il problema immediatamente, le banche tornerebbero ad acquistare dalle aziende perché sanno che il mese dopo non danno i soldi allo Stato e quindi, come dire, compensano e avremmo risolto il passato. Per il futuro è più difficile. È più difficile, infatti emerge una categoria che oggettivamente sarà discriminata. E cioè, io prima vi dicevo, si può ancora fare il 90%, ma non c'è problema. Basta pagare e poi lo detrai. Ci sono delle persone, purtroppo tante in Italia, che non hanno capienza fiscale, cioè non devono pagare tasse No. perché hanno un lavoro che purtroppo gli consente di stare sotto la soglia minima in cui si paga le tasse, una pensione molto bassa. Queste persone dovranno pagare e poi non detrarre, non va Non bene. funziona. E quindi Sì. dovremmo assolutamente implementare un sistema che almeno chi è sotto una soglia ISEE possa accedere ancora allo sconto in fattura o alla cessione. Quindi non collegato al reddito la soglia ISEE solamente, quindi che riguarda più più parti, giusto? Assolutamente sì. Ok. C'è un'altra categoria che andrà aiutata, e cioè quelle persone che magari un po' di reddito ce l'hanno, quindi qualcosetta possono dedurre, eccetera, ma che in determinati momenti non hanno i soldi per anticipare. Chiaro. E anche lì dovremmo lavorare perché le banche concedano dei prestiti a interessi zero, nel senso che dovrà pensarci lo Stato a compensare gli interessi, a chi deve fare dei lavori appunto e però non li ha Chiaro, chiaro. da Sì, anticipare. sì, anche perché è molto, la nostra società è sfaccettata in vari modi.